Mancano sempre meno curve al traguardo, amici della Wii Sport, e per la 22esima giornata del campionato Under 17 regionale ci ritroviamo con Villafranca Messana contro Ionica a 26 punti, padroni di casa allenati da Mister Fodi dopo la sconfitta per 2-0 sul campo dei Giovani Leoni a 30. Invece la formazione di Mister Sebastiano Perrone dopo lo 0-0 contro il Gesca di una settimana fa, una partita fondamentale per il discorso playoff per Mister Fodi e i suoi, suona tanto come ultima chiamata con il numero 1 Marchese, 2 Isgro, 3 Ivan Cucinotta, 4 Guglielmo, 5 Giovanni Cucinotta, 6 Mundo, 7 Candela, 8 Barbaro, 9 Bardetta, 10 Gemellaro, 11 Padanè. Queste le scelte dell'allenatore della Villafranca Messana. Dall'altra parte Informante, Crupi, Lando, Pellizieri, Interdonato, Ceccio, Trovato, Terrizzi, Cassaniti, Branca e Alberto. Arbitra la partita il signor Carmelo Venuto della sezione di Messina e noi con le immagini ci proiettiamo al film del primo tempo. Maglia rossa a inserti bianchi per quanto riguarda la Villafranca Messana, Total White a inserti blu invece per gli ospiti della Ionica. Partiamo dunque con il racconto della prima frazione. La prima chance arriva dopo 5 minuti e di marca Santa Teresina, infatti a centrocampo riconquista il pallone capitano Pellizieri, prova a involarsi il numero 4 tutto solo, decide allora di concludere verso la porta di Marchese, non lo fa benissimo e la sfera si perde in un nulla di fatto. 12esimo ancora in avanti la Ionica, il tentativo da parte di Crupi va a deviare così il portiere Marchese che mette in calcio d'angolo al 17esimo. Prima chance anche per la Villafranca Messana, c'è un calcio di punizione di Mundo che mette dentro verso Isgro, esce Informante. Il difensore, il numero 2, resta a terra, non ci sarà alcun problema per lui perché potrà continuare. Al 20esimo Branca cerca Trovato, ancora Trovato, si invola sull'out mancino, mette dentro per Cassaniti, ancora Cassaniti, prova a girarsi con il destro, nemmeno in questo caso la mira è delle migliori, si perde in un nulla di fatto. La conclusione quando arriva il primo cambio per problemi fisici, infatti esce Mundo ed entra Rizzo nelle fila della Villafranca Messana. Al 27esimo proprio la Villafranca Messana prova a scuotersi, colpo di testa di Pellizieri che serve inavvertitamente Bardetta, il suo tentativo in rovesciata finisce alto sopra la traversa. Ci gustiamo però il tentativo acrobatico del Pocio grazie al nostro rallenti. Minuto 29 c'è l'inserimento da parte di Crupi sul lancio ancora una volta da parte di Cassaniti. Crupi riesce a prendere il fondo, mette dentro il pallone, non ci arriva nessun problema allora per l'estremo difensore Marchese. Calcio di punizione per Cucinotta al 37esimo, mette dentro, siamo nei minuti di recupero, prova allora a liberarsi per la conclusione il numero 4 Guglielmo che però non riesce a essere efficace nell'occasione. Si conclude così la prima frazione scialba di occasioni e in totale equilibrio 0-0 fino a questo momento tra Villafranca Messana e Ionica. Partiamo con la film della ripresa al 41esimo, dopo appena un minuto, subito Pellizieri sul punto di battuta del calcio di punizione, il capitano prova a mettere dentro il pallone, non legge bene la traiettoria Marchese, si perderà in un nulla di fatto la chance per la formazione Santa Teresina. Ancora cambi, entra Fiumara per dare più peso offensivo ai suoi, ma arriva uno dei primi episodi chiave, ammonizione per Bardetta, si lamenta ancora con il direttore di gara Avvenuto che gli estrae il secondo giallo in faccia, espulsione. La Villafranca Messana resta in 10 quando siamo al 44esimo. Incredibilmente però si sveglia la formazione di Mister Fodi qui con Cucinotta che prova a prendere il fondo, riesce a recuperare la sfera, conclusione da parte del neoentrato Fiumara, riesce a respingere il portiere Informante. 51esimo, discesa dall'altra parte di Ivan Cucinotta, riesce a prendere il fondo saltando il diretto avversario, ancora Cucinotta mette dentro il pallone, allontana il difensore Ceccio che mette la sfera in calcio d'angolo. Al 52esimo il momento di Maddalena, sta cercando di pescare bene dalla sua panchina Mister Fodi, calcio d'angolo per la Ionica, Trovato mette dentro, si ostacolano in questo caso sia Crupi che Matteo Alberto, non riesce a sfruttare la superiorità numerica la Ionica, entra a desalvo in campo, attenzione qui a Maddalena, Isgro riconquista la sfera, ancora Isgro, riesce a farla passare per Barbaro, galleggia sulla linea del fuorigioco Fiumara, ancora Fiumara che la tocca sull'uscita di Informante e trova il gol del vantaggio a 12 dalla fine. Nonostante l'inferiorità numerica la Villafranca Messana riesce a portarsi in vantaggio, è 1-0 grazie a uno dei neoentrati di Mister Fodi, Fiumara, che è riuscito su assist perfetto di Barbaro a battere il portiere della Ionica e a trovare un gol pesantissimo per la zona playoff. Qualche minuto più tardi un momento di follia al Terreforti di Villafranca, ne pagheranno le conseguenze, da una parte Maddalena, dall'altra Garufi, doppia espulsione per Carmelo Venuto, il direttore di gara che manda sotto la doccia entrambi i giocatori. Resta in 9 uomini la Villafranca Messana, resta in 10 allora la Ionica ed è proprio la formazione Santa Teresina a avere l'ultima chance. Pallone che viene messo dentro, Pellizieri gira in due tempi, Marchese finirà così infatti al Terreforti di Villafranca. Triplice fischio da parte del direttore di gara, vince la Villafranca Messana per 1-0 contro la Ionica nonostante l'inferiorità numerica e va a quota 29 punti la formazione di Mister Fodi, a -1 dalla Ionica e a -1 dal Giardini che sorprendentemente si arrende nella stessa giornata alla stella nascente. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima!